Rieccoci l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde, siamo in rigorosa diretta, sono le 19:50, minuto più, minuto meno, potete chiamare ai numeri che fra poco vedrete in sovraimpressione, allo 049 8077753 per la diretta, per le telefonate, e i messaggi al 345 334 1171 per i messaggi, e il sindaco risponde @gruppotv7.com per mandare le email durante la settimana per le richieste che volete fare al sindaco, e in più siamo sulla piattaforma di Facebook della pagina di Aeroporto e potete fare le domande anche lì. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, alziamo l'audio un po' in studio, grazie regia. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Allora, sono Giannino Cappellari e abito in via Valdagno 9 a Padova. Via Valdagno, zona? Paltana. Paltana, perché poi pensavo perché la conosco, però mi è sfuggita. Prego. Paltana. Prego, può farla pure la domanda al sindaco. Volevo solo parlare un attimo col sindaco, perché io abito qui in Paltana, in via Valdagno 9 da circa 30 anni. E se devo essere sincero non ho mai visto qualcuno del comune che venisse a vedere la situazione della strada e anche degli scarichi delle acque, perché purtroppo, vista la situazione dei temporali che in questi ultimi anni che si succedono, quando che vengono giù temporali diciamo intensi, andiamo tutti sotto acqua qua in via Valdagno, tutti sotto acqua. Si pensi che l'anno scorso, a maggio, è venuto sempre un temporale e siamo andati sotto acqua. Ho chiamato il comune, la situazione la conoscono. Certo. La settimana dopo mi hanno mandato una cisterna di pulizia e mi hanno pulito le due caditoie davanti al condominio. Ho detto, ma scusate, ma solo le mie? Sì, abbiamo questo ordine. Questa è una situazione, signor Sindaco, adesso per carità, che bisogna mettere mano ai scarichi di questa strada, e anche perché la strada è messa anche in maniera diciamo non consona, anche perché siamo senza anche marciapiedi, perché i marciapiedi sono più anche inesistenti. Prego, grazie alla telefonata, prego Sindaco. È vero che la Paltana è un problema sotto l'aspetto idraulico, è sotto il livello stradale, purtroppo. Di conseguenza ogni volta che c'è un'intensità piovana molto intensa nasce un problema, obiettivamente questo è vero. Noi cerchiamo di mettere in meglio, però un po' difficile perché nel tempo sono state costruite, autorizzate ovviamente, anche costruzioni in cui c'era garage, tutti sotto il livello stradale, e questo è un problema. Noi cerchiamo, pulendo ovviamente di togliere gli scarichi, cerchiamo di fare il possibile, però devo dire che obiettivamente è molto difficile. Servirebbe attivare anche in zona industriale la famosa idrovia, che non è, nel senso che consentirebbe a Pau di risparmiare un po' sotto l'aspetto quando ci sono grosse intensità piovose. Purtroppo non è facile in questa area, c'è molte difficoltà e ogni anno ci diamo molto da fare, credetemi. Però quando è stato costruito è stato tutto sotto il livello stradale. In merito di questo hanno iniziato i lavori del bacino di eliminazione ma lì come sta? Sono fermi i lavori? Come succede lì? Perché avevano iniziato, poi non si vede più nessuno, c'è un problema, c'è qualche problema? I problemi sono sempre i soliti, veramente manca in continuazione il prodotto, manca materia prima. È per la mancanza di materiale, insomma. Abbiamo un grosso problema, penso che tutti i cittadini lo sappiano, se fanno lavori di casa propria manca tutto. Primo perché il problema della guerra, secondo la burocrazia. No, in questo caso no, manca proprio il prodotto, manca. Si fa fatica a reperirlo, metti che venga dalla Cina, venga anche dalle zone sì, un problema di mancanza, per quello sono fermi i lavori. C'è mancanza di prodotto in continuazione, materia prima, ricambi, ma qualsiasi cosa, anche la più banale. La provoco, Piazzale Boschetti sarà rinviato. Piazzale Boschetti in maggio l'apriamo. No, non sarà terminato. Io lo provoco ogni tanto su Piazzale Boschetti. Lo so già quando apriamo, per cui non ho problema. Va bene. Però quando apriamo non sarà terminato del tutto, però sarà un bel... Una parte sarà aperta. Parte sarà fatta. I primi di maggio, quindi tra 10 giorni, insomma, più o meno. Esatto.
Andiamo con i messaggi, Denis, iniziamo con il primo. Abito in via Pozzoveggiani prima del cavalcavia. Da quando è stata fatta la rotonda il traffico è raddoppiato. È impossibile andare a fare una passeggiata per raggiungere la ciclabile per la velocità delle auto. Sarebbe possibile mettere dei rallentatori? Laura. Dei rallentatori, se mettiamo quelli classe in plastica sono proibiti, non si possono fare. Deve rialzare dove sono le strisce pedonali. Stiamo mostrando anche questo, stiamo mostrando tante. Adesso visto, non so se hai visto le zone delicate, stiamo addirittura dipingendo il rosso, stiamo aumentando le zone a 30 all'ora, però se non c'è l'educazione degli automobilisti diventa veramente difficile. Noi ci stiamo impegnando al massimo anche come sanzioni, come interventi, come piste ciclabili. Però serve un buon senso di tutti quanti rispetto agli altri, come sempre. Ma se non c'è in questo caso, cosa possiamo rispondere alla signora? Che potrà essere fatto qualche rallentatore? Dipende se sono le strisce pedonali, se non ci sono, non possiamo rialzare dove non c'è niente, assolutamente. Cosa sarà, quindi se ci sono le strisce pedonali si può valutare, si può rialzare. Andiamo col secondo messaggio, Denis. Ottima la soluzione per dare visibilità alle mura, creando un'incredibile rotatoria che confluisce a Pontecorvo. Incredibile perché è un cantiere che funziona con gran celerità e coordinamento. Molto bene, Federico. Non è vero che siamo stati celeri, visivamente sì, adesso abbiamo avuto dei problemi anche qua. Abbiamo avuto dei problemi quando siamo vicini alle mura, per cui giustamente è stato chiesto dalla sovrintendenza di accorgimenti in modo da non disturbare la visuale. Qua siamo abbastanza veloci, stanno lavorando, anche perché una rotatoria è importante per quando nascerà. Penso a breve proprio stanno in continuazione lavorando. Andiamo con un altro messaggio, Denis. Buonasera, sono Patrick. Il 95% delle bici circolanti in Padova sono sprovviste di luce e questo, come sa, è un grande pericolo. I vigili o la polizia in macchina non ci fanno più caso. Questo è vero. Questo è vero. Biciclette private, per le altre sono tutte da codice, hanno tutte le luci. Figurate se diamo le multe ai ciclisti alla sera senza luci, ne viene fuori un problema enorme. Noi stiamo incentivando, costa poco anche per la sicurezza di tutti, mettere le luci costa, non è più la dinamo come una volta, si comprano le lucette davanti e dietro, però facciamo fatica a convincere. Perché molti usano anche la batteria sul casco, c'è qualcuno che si vede, però oggettivamente credo. Rischiano molto i ciclisti in questo caso qua. E costa veramente una banalità. Invito tutti quanti i ciclisti veramente a mettere posteriori e anteriori luci, in modo tale che sia visibile. Una campagna pubblicitaria in tal senso. Lo stiamo già facendo, spesso volentieri. Abbiamo ancora messaggi, Denis? Sì, abbiamo un quarto. Vediamo il quarto. Buonasera Sindaco, avevo letto che il Comune avrebbe aumentato il numero di vigili durante la sera quando d'estate i giovani saranno in centro. Lo farete davvero? Sì, ma lo stiamo già facendo. Però forse c'è noi abbiamo assunto 60 street tutor, cioè ragazzi che vengono in maniera tale che sia rispettato le condizioni dettate dall'amministrazione comunale. Spiego, non devono urlare, devono comportarsi bene, non devono fare pipì, non buttare bottiglie per terra. Sono già attive in questo momento, dopo Pasqua sono già partite. Non sono tanti vigili, sono aumentati anche i vigili per quanto riguarda, però sono i 60 street tutor che sono fondamentali per la sicurezza reciproca sia dei ragazzi, per rispetto alle regole, non sono vigilanze, sono persone specializzate per rispettare le regole, basta.
Senta Sindaco, la settimana scorsa non è potuto intervenire perché c'è stato il Consiglio che ha praticamente fatto sul vecchio, si dice vecchio piano regolatore, e è passato con 18 voti a favore il Consiglio Comunale, che ha votato l'adozione, ripeto, l'adozione del nuovo piano, il vecchio decaduto a maggio 2021, che contiene le linee guida per lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi anni e dice stop al consumo di suolo ma non all'edilizia. Cosa vorrebbe dire questo ragionamento? Ce lo vuole spiegare? Allora, però questo è complicato da spiegare. Allora, cerco di spiegare. Allora, noi abbiamo una città che sotto l'aspetto abitanti non aumenta mai. Siamo sempre 210-211 mila. Di conseguenza abbiamo chiesto a professor... Se io la interrompo, lei si arrabbia perché mi dicono le telefonate che non saltano. Posso fare la telefonata e poi terminiamo il concetto. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Maurizio, parlo da Santa Rita, Padova. Prego Maurizio da Santa Rita. Volevo chiedere una cosa al signor Sindaco. Eccolo qua. Non volevo capire come mai la scelta è ancora sul tram a rotaia e non fanno quelli con i filobus che hanno 2 fili, come era una volta, senza avere le interruzioni stradali che ci sono e le varie problematiche legate alle rotaie. A posto adesso? A posto? Prego Sindaco. Allora, grazie della telefonata, il Sindaco le sta rispondendo. Nei bandi ministeriali esistono i finanziamenti solo per mezzi elettrici non inquinanti vincolati a terra. Per cui vuol dire tram classico tipo Milano oppure questo. Noi abbiamo scelto questo perché, ripeto, vorrei chiarire un'altra cosa. I mezzi elettrici, anche il classico autobus, anche noi abbiamo acquistati, arriveranno tra un anno, circa 66-67 mezzi. Il trasporto in massa si fa solo col tram, con questo veicolo, piuttosto col tram tipo Milano. Allora, bisogna puntare su questo per fare il trasporto di massa, vuol dire portare circa 1300-150 persone ora. Non c'è alternativa, è solo questo, e quando saranno completate le 3 linee porteranno esattamente 20 milioni di persone all'anno. Se poi durante gli anni futuri, tra parentesi, questo tutto deve essere fatto entro il 2026, giugno 2026, se non si rischia di perdere il finanziamento, che ricordo che il finanziamento più grande ricevuto finora dal Comune di Padova è 440 milioni, per cui un finanziamento importante, che anche il Ministero ci ha fatto i complimenti. Vuol dire raggiungere Padova in qualsiasi maniera con questo mezzo, efficiente, ecologico, che non occorre guardare come passa, perché tra tempo 4, 5, 6 minuti passa sempre. Per cui secondo me verrà rivoluzionata la viabilità della città. Con queste 3 linee, Urbano e Vigonza, per quanto riguarda ovviamente Ponte Guardazza e la stazione, e poi quello che stiamo già attuando, in cui sono stati sottoservizi, che partirà i lavori a brevissimo. Io penso che sia una cosa importante, provate a pensare a togliere la cella del tram, vedere cosa ne esce, una rivoluzione, perché è sempre pieno di gente. La gente apprezza il tram, abbiamo verificato anche su tutti i sondaggi, la gente piace il tram, è l'unica soluzione che abbiamo. Poi arriveranno anche i mezzi elettrici, per quanto riguarda gli autobus, 66 se ricordo male. Perfetto, ritorniamo al piano regolatore che l'ho interrotta per via della telefonata, avevo iniziato a spiegare. Ricordiamo anche per chi ci ascolta il motivo che della domanda le ho fatto. Stop, è stato votato questo nel Consiglio la settimana scorsa, stop al consumo di suolo ma non all'edilizia, e io le ho chiesto cosa vorrebbe dire questo modo di citare quello che avete deciso in Consiglio con 18 voti a favore. Abbiamo votato il piano di interventi fatto dal professor Stefano Boeri. Ma abbiamo anche nel contempo tutto quello che è stato autorizzato finora, è tutto concesso, non c'è nessun stop al piano di interventi. E forse non siamo stati chiari nel rispondere, ma non c'è nessun blocco, assolutamente. Faccio un esempio, abbiamo privilegiato di costruire in maniera verticale anziché orizzontale, in modo tale da avere meno consumo di suolo.
Primo. Secondo, abbiamo detto crediti edilizi. Se uno abbatte privati, se uno abbatte una superficie degradata, un condominio, una palazzina, quello che è, diventa proprietario dei crediti edilizi, che è una borsa virtuale che servirà a chi costruisce ad acquistare, per cui questo è un grosso incentivo, vuol dire che sarà abbattuto, faccio un esempio solito, bastano dei pezzi che non sono di fabbricato, che non sono all'altezza della città, e possono essere costruiti in altro posto, come stessa volumetria, quindi non c'è consumo di suolo. Penso sia un piano innovativo, molto importante, era dal 1970 che lui ha fatto. Siamo presi questa responsabilità e ricordo ancora è stato adottato il piano, per cui sarà approvato dal futuro Consiglio Comunale. E ovviamente se ci sono errori, possono esserci errori, ovviamente saranno verificati e poi posto rimedio, però non c'è blocco dell'edilizia assolutamente. Sono milioni di metri cubi ancora da costruire a Padova, per cui vi ricordo che la città non cresce, per cui è importante che questo. Senta, ieri sera durante la trasmissione di Tutti in Campo del Padova sono arrivati diversi messaggi che le chiedevano e chiedevano ovviamente anche alla proprietà com'è la situazione di Padovanello attorno allo stadio, perché la proprietà dice che siete in accordo e sono vicini al raggiungimento dell'accordo con l'amministrazione. Ecco, le chiedo anzi le chiedo quello che mi ha detto di chiederle, com'è la situazione proprio in virtù di Padovanello, dato che abbiamo un sindaco qui. Con Alessandro Bianchi, amministratore delegato del Calcio Padova, c'è piena collaborazione, stiamo lavorando da alcuni mesi, i loro tecnici, i nostri tecnici. Io spero che raggiungiamo più presto l'accordo, un project financing, come vuol dire che noi, il comune mette il terreno e la società costruisce la foresteria, gli impianti sportivi, i campi di allenamento e via dicendo. Ovviamente si tratta di seguire delle regole per quanto riguarda il project. Penso non sia nessun problema, penso che sarà anche a breve. Io sono ovviamente molto interessato, primo perché utilizziamo un'area che attualmente non è utilizzata per motivo sportivo. Secondo perché la società, penso se fa un investimento del genere, è più facile che rimanga qui a Padova, non sto dicendo che la società va via, anzi viene consolidato questo. Terzo, è una società che si sviluppa come sta sviluppando in Padova sotto gli aspetti anche investimenti, se non ha un centro sportivo facilmente decolla. Per cui sono molto interessato. Quindi è vicino la conclusione di questa? Io spero sì, qualche mese insomma. Che sia concluso. No, perché tutti dicevano ma il sindaco non lo fa perché bisogna aspettare che decada, che arrivi il nuovo sindaco per via. No, ma dicevano questo ieri sera, le porto papale i ragionamenti e le domande che faceva la gente. Non c'entra niente con il nuovo sindaco, vecchio sindaco, sono accordi che vanno trovati nel rispetto delle regole del project. È finito, ma la società ha manifestato la volontà di farlo, ho già visto il progetto, noi come i nostri tecnici, i loro tecnici stanno portando avanti il lavoro, non c'è nessun problema. Perfetto, telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, mi chiamo Alessandro, chiamo da Padova. Da che zona? In questo momento sono sui Colli. Che zona di Padova, Alessandro? Chiesa Nuova. Alessandro da Chiesa Nuova, prego. Sì, volevo chiedere una cosa perché ho visto adesso la televisione, il vostro programma, non so se è una domanda che magari vi hanno già fatto. Ho letto giorni fa sul giornale che la Regione ha definitivamente affossato il progetto del grande raccolto anulare. Ora, io condivido tutte le idee ecologiche, le biciclette, anche se non sempre, non al 100%. Però portare il traffico fuori di Padova non sarebbe la prima cosa da fare? Ho letto anche con un po' di delusione nei confronti di questa amministrazione, che mi è sempre piaciuta peraltro, ma che non si è riusciti a portare avanti questo progetto. A che punto siamo? Stiamo facendo qualcosa oppure ci mettiamo una pietra sopra? Perché io abito a Chiesa Nuova e francamente vedere i tir che sfrecciano per quella via e siamo a 3 km da Piazza Garibaldi non mi sembra molto ecologico. È stato molto chiaro. Alessandro, il sindaco le risponde immediatamente. Grazie, prego sindaco. Forse c'è qualche malinteso, il GRAP esiste ancora come progetto, c'è piena collaborazione con la Regione,
non è vero che è stato fatto da tanto tempo, è un project, anche questo è un project financing. Francamente ho letto anch'io che è stato affossato, però non è vero, per cui c'è ancora, se uno guarda sul sito della regione c'è, per cui forse c'è qualche malinteso che comunque si risolverà sicuramente. È stata la dichiarazione di un assessore lì, non è mica... Prego? È stato un assessore regionale a fare dichiarazioni che non c'era più. Non mi risulta, proprio non ha fatto nessuna... nessuna... No, ho fatto una domanda, no, non ha fatto nessuna dichiarazione, è uscito una notizia che la regione tramite un funzionario ha bloccato, però non mi risulta se nel piano regionale dei trasporti c'è, per cui non... Però sindaco, le chiedo... È vero, però posso dire una cosa, tutti i sindaci sono d'accordo, fa sì che venga fatto il grande raccordo anulare, non sto dicendo che non viene fatto, assolutamente. No, le chiedo una cosa, in virtù che se deciderà la regione con il comune e la provincia di fare questo grande raccordo anulare, però nel frattempo i camion per Chiesa Nuova passano, si può per il momento sistemare, come dicevano... Il camion è proibito per transitare per Chiesa Nuova, tanto per essere chiaro. Però ha detto così il telespettatore. Il camion non transita, sì, sarà qualche camion che ormai per un motivo specifico è proibito transitare a Chiesa Nuova in tram, il camion. Perfetto, no, adesso, da tanto tempo. Siccome ha detto che passano molti camion, per quello le ho fatto la domanda che ha fatto questo telespettatore, ma l'aveva già fatto un paio di settimane fa un altro telespettatore. Comunque io penso che il grande accordo anulare nel tempo si farà, perché tutti i sindaci sono d'accordo. Perché va cercato, come ha detto l'ascoltatore, cercare di tenere fuori il traffico da una zona importante, veramente aiuta anche i tram, non è in relazione col tram, però aiuta ovviamente. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, poi abbiamo l'ultima parte del sindaco risponde tra poco.